Abbiamo avuto il Summer o la Summer Fest a Cortina il 20 di agosto. Hanno partecipato, mi si dice, 500-600 persone. Summer Fest Cortina 20 agosto. Abbiamo trovato una persona positiva. La notizia irrompe nella sala stampa della Protezione Civile di Marghera alle 12:45. In contemporanea l'ULSS 1 informa il primo cittadino di Cortina che a quattro mani, in accordo con Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, scrive un comunicato stampa per confermare che un ragazzo di Roma rientrato dalla Sardegna e risultato positivo al Covid-19 lo scorso 20 agosto ha partecipato al Summer Fest di Cortina. Al picnic all'aria aperta nel prato del rifugio Socrepes, biglietto d'ingresso 100 euro, dress code rigorosamente tirolese, una marea di gente, almeno 500-600 persone, tra loro anche il sindaco di Cortina, il presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, l'ex discesista Cristian Ghedina e moltissimi volti noti dell'imprenditoria nazionale. Il protocollo prevedeva la prenotazione obbligatoria, quindi il contact tracing è partito lancia in resta. Avviso tutti coloro che sono andati a Cortina al Summerfest il 20 di agosto e ci hanno partecipato, che di recarsi ovviamente a una drive-in volante che facciamo presso lo stadio del Ghiaccio di Cortina il 28/8, cioè domani, dalle 14:30 alle 18:30. E dunque tamponi per tutti i partecipanti all'evento all'aperto domani pomeriggio nell'area allestita dietro allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Chi rappresenta il Summerfest 2020 invita l'ULSS Dolomiti, è vivamente invitato a presentarsi allo Stadio del Ghiaccio in auto con mascherina e tessera sanitaria per la registrazione. L'esito del test sarà comunicato se negativo via SMS al numero indicato al momento della registrazione entro 48 ore dall'esecuzione del test. In caso di positività il cittadino sarà contattato telefonicamente dal Dipartimento di Prevenzione per la presa in carico.